La notizia che tutti gli sportivi biancazzurri attendevano con trepidazione. Il gigante non molla, ma è pronto a ripartire con maggiore vigore, confortato anche dalle rassicurazioni dell'assessore allo sport Piparo. È stata una conferenza stampa improvvisa, decisa all'ultimo momento nella tarda mattinata di venerdì scorso, dalla quale sono scaturite importanti decisioni. In sala stampa il patron Giuseppe Deni, Giuseppe Cammarata, Carmelo Calleri, Gerardo Piparo, Dario Scozzera ed altri dirigenti acragantini. Si riparte con il padrone Giuseppe Deni che dopo un breve excursus riguardante la scorsa stagione ed alcuni saluti alla passata gestione propone futuri progetti e nuovi ruoli societari. Innanzitutto la presidente Roberta Lala, per motivi politici, ha rimesso il suo mandato e al suo posto ci sarà Carmelo Callari, mentre suo vice sarà Baldo Veneziano. L'incarico di direttore generale ad una vecchia conoscenza agrigentina, che in passato è stato sempre vicino ai colori biancazzurri. Stiamo parlando di Dario Scozzari, grande conoscitore dell'ambiente calcistico nazionale e internazionale. Riconfermato DS Peppe Cammarata, mentre Gioacchino Privitera curerà il settore giovanile biancazzurro. Tanta carne al fuoco, ma tutto parte dallo stadio Asseneto, e di cui si sa già che presto, grazie ai fondi stanziati dallo Stato centrale, si provvederà a mettere finalmente mano alla ristrutturazione dello stadio Esseneto ed alla messa in opera delle torri faro. Una cosa è certa, l'Acregas riparte ed era questa la risposta che l'intera città e i suoi tifosi attendevano. Ed ora spazio alle interviste. Per Carmelo Callari arriva il grande salto e il nuovo presidente dell'Acregas. Cosa rappresenta per te questo traguardo? Grande responsabilità, grande fiducia, un ringraziamento per la proprietà, un seguire un po' l'andazzo dei campionati pregressi che ci ha visto grandi soddisfazioni, dare il benvenuto ai nuovi incarichi. Giuseppe Cammarata, Dario Scozzari, anche il nuovo vicepresidente Baldo Veneziano, e tutti insieme dobbiamo portare avanti insieme ancora una volta, in sinergia, questo progetto dell'Acregas. Vi devo anticipare, vi devo confessare che questa unione di intenti tra la società e il comune di Agrigento nella persona dell'assessore, diciamo che è un compito anche faticoso che ho fatto affinché si sotterri l'ascia da guerra, si capiscano quali sono le esigenze sportive dell'Acregas e le difficoltà nell'amministrare la città importante come Agrigento. Che presidente sarà Carmelo Callari? Quello che ormai conoscono tutti, c'è un presidente attento, un presidente deciso nelle decisioni che bisogna portare avanti per il bene dell'Acregas, per aprire comunque a una tifoseria, a formare un comitato etico anche con i vertici delle forze dell'ordine per programmare, evitare che ci siano scontri fuori dall'Esseneto, per fare di uno sport effettivamente l'amicizia tra le squadre. Sotto l'aspetto tecnico, che Acregas metterete su? È stato già anticipato dalla proprietà che bisogna aumentare il livello della qualità dell'Acregas, tentiamo di andare nei vertici del campionato già da subito, per aspettare dicembre e vedere come siamo messi. Chiaramente bisogna adesso formare il basamento affinché si veda dove possiamo arrivare in futuro con questa squadra. Dario Scozzari torna in Acregas. Che sapore ha per te questo ritorno e quale incarico ricoprirai? Allora, la sensazione è sempre quella di tornare a casa. Sapete quanto sono legato a questa squadra e quindi sapete quanto amore c'è per questi colori. Il ruolo sarà quello di direttore generale, quindi diciamo una sorta di supervisione generale, ma un ruolo più che altro di collante, perché credo che ci siano rappresentate tutte le componenti, che si possa arrivare a raggiungere, soprattutto con un anno di esperienza in più acquisita da questa società, dei risultati importanti. Però è chiaro che in questa fase il ragionamento che fa la società è quella di coinvolgere quanto più possibile la città, intesa in senso generale, quindi come
forze politiche, come forze imprenditoriali, ma principalmente lo zoccolo duro è quello della tifoseria. E quando parlo di tifoseria intendo non solo gli ultra, che chiaramente sono sempre quelli presenti, ma significa anche un coinvolgimento generale della città e dei tifosi tutti, per cui mettiamo da parte le vene polemiche, cerchiamo di lavorare in una direzione, cerchiamo di dare un'iniezione di fiducia generale a tutti e di creare una sorta di componente aggiuntiva che è sicuramente quello che può diciamo, proteggere questa società o chi rappresenta la società, e quindi cercare di essere forti nei confronti di tutti. Peppe Cammarata rimane direttore sportivo dell'Akragas, questa riconferma per te cosa rappresenta? È un motivo d'orgoglio, ripeto, l'avevo detto nell'intervista dell'ultima gara di campionato, alla domanda di un collega se rimanevo, ho detto che mi prendevo una settimana di vacanza e poi avrei parlato col presidente, cosa che ho fatto stamattina perché il presidente nostro lo conosciamo, mi ha chiamato, mi ha detto vedi di arrivare primo pomeriggio che ti devo parlare di una cosa importante, perché anch'io ero in attesa e sapevo che c'era questa probabile cessione, però fino all'ultimo ho voluto aspettare l'Akragas. Il presidente sa, perché abbiamo un rapporto molto limpido, che ho parlato con un paio di società ma non ho preso impegni, perché a tutti ho detto che volevo aspettare fino all'ultimo cosa facesse l'Akragas. Sono felice, sono contento di questa riconferma, mi auguro che sia una stagione gloriosa per l'Akragas, per questi colori, per questi splendidi tifosi. Mi siederò, penso, domani con la società e con il nuovo direttore generale per capire in che modo vogliamo alzare questa asticella per programmare bene la stagione. Quando io parlo di stagione parlo di gruppo squadra, staff tecnico, perché peraltro ci sono persone molto più brave di me, non è il mio mestiere. Quest'anno mi vorrei occupare solo e esclusivamente dello spogliatoio e degli allenamenti, della costruzione della squadra.